Per l'ottava edizione di Fare i conti con l'ambiente al Mar di Ravenna, in questa giornata, giovedì 21 maggio, si tiene la conferenza numero 3, Inerti riciclati e strategie del recupero a seguito della crisi del settore edile, in collaborazione con Astra. Direttore, un tema assolutamente difficile in questa iniziativa Fare i conti con l'ambiente. Oggi si parla di inerti, riciclati, strategie per il futuro visto la crisi del settore edile. Innanzitutto c'è una prospettiva di recupero del settore edile, di ripresa? Diciamo che in questo momento c'è un forte grido di allarme su quelle che possono essere le strategie del recupero di questi materiali. Gli inerti in Emilia-Romagna rappresentano circa un quarto della totalità dei rifiuti prodotti, quindi parliamo di circa 2,5 milioni di tonnellate. Il grido d'allarme che vogliamo lanciare oggi è che gli impianti di recupero si stanno riempendo, stanno arrivando alla saturazione. C'è una media di saturazione di circa l'80%, quindi bisogna individuare nuove strategie di recupero, nuove filiere di recupero. Ad esempio utilizzare di più i materiali inerti per gli impasti ceramici, impasti legati al settore del laterizio. Nello stesso tempo anche impasti per nuovi utilizzi. Faccio un esempio, anche le stesse aiuole e giardini stradali, forse la sola terra non basta, ci può volere anche qualche prodotto aggregato riciclato che possa permettere anche di drenare meglio il terreno. Insomma, ci dobbiamo inventare qualcosa perché la tradizionale industria dell'edilizia è ferma e questo sotto gli occhi di tutti. Siamo in attesa di grandi opere, ad esempio la quarta corsia dell'autostrada, ad esempio la Cispadana, ad esempio il passante nord. Verranno avanti, non verranno avanti, oggi c'è anche le regioni, cercheremo di capire quali saranno il futuro dei prossimi 2 o 3 anni. La proposta di Astra qual è? La proposta di Astra è tangibile perché con i nostri 7 impianti di recupero abbiamo già percorso questi nuovi mercati e soprattutto oggi porteremo l'esperienza di un cosiddetto mix design, sarà una delle parole che oggi lanceremo, un mix design per materiali di copertura per le discariche di Era in collaborazione con Era Ambiente, proprio per utilizzare di più questi materiali di recupero e utilizzare molto di meno i materiali di cava. La scelta di essere al Museo d'Arte di Ravenna vuol dire l'arte può andare d'accordo con l'ecologia, con il recupero? Diciamo che questo posto è spettacolare, quindi riuscire a parlare di rifiuti tranquillamente in una cornice di questo genere penso che dia anche la tranquillità di come certe problematiche, anche se sono difficili, si possono affrontare con serenità. Dottor Faraone, oggi si parla di gestione dei rifiuti, da costruzione e demolizione dei materiali inerti. Quali sono le prospettive di Era Ambiente e su cosa state lavorando? Allora, nel fatto specifico quello che vogliamo mettere in mostra è la possibilità dell'utilizzo di materie prime e seconde che derivano dal trattamento di materiali da costruzione e demolizione nell'ambito della realizzazione, ma soprattutto della gestione, fase gestionale delle discariche di Era Ambiente. Già da tempo facciamo utilizzo di materie prime e seconde proprio per cercare di ottimizzare e risparmiare risorse come materiali direttamente da cava, cercando di recuperare quindi materiale pregiato perché comunque ha delle caratteristiche di tipo tecnico adeguate all'utilizzo che se ne fa all'interno dei corpi di scarica. Quale collaborazione ci può essere fra pubblico e privato, come vediamo oggi in questo convegno? La collaborazione è cercare di capire gli aspetti tecnici che sono sicuramente il punto di partenza da cui cercare di applicare poi e adeguare e costruire delle norme tecniche che rispondono pienamente alla realtà e alle necessità. Michele Mazzoni, come consulente tecnico state valutando nuovi metodi di riutilizzo degli scarti industriali, una progettazione di mix di design. Che cosa significa? Allora sì, fino adesso l'attività di recupero dei materiali di scarto da varie produzioni industriali si limitava in genere, come diciamo approccio tradizionalmente seguito,
a quello di prendere degli inerti vergini, che siano fini o che siano grossolani, quindi sabbio pietrisco per intenderci, e sostituirli con dei pietrischi o sabbie di recupero. Faccio l'esempio delle ceneri da biomassa oppure delle scorie di acciaieria, e qua finiva il grosso del, diciamo, attività di recupero, quindi era un semplice scambio di prodotti. Ovviamente ci sono dei grossi limiti in un recupero così fatto. Uno dovuto agli scarsi volumi in gioco, soprattutto a seguito della contrazione del mercato, per cui non so, il singolo impianto di calcestruzzo è tenuto ad adempiere magari a prescrizioni che l'ARPA gli impone per poter procedere con questo progetto. Per che cosa? Per risparmiare su un 10% di diciamo inerti vergini, che tra l'altro adesso hanno anche incredibilmente abbassato il prezzo di acquisto, insomma. Quindi c'era una scarsa diciamo economicità anche nel portare avanti questi progetti a fronte di appunto adempimenti magari burocratici non piccoli. Quello che abbiamo cercato di fare noi e stiamo avendo dei bei risultati anche a livello industriale invece è prendere varie tipologie di scarti industriali, mescolarli insieme, per cui prendiamo, non so, i fanghi di levigatura, prendiamo le terre di fonderia, prendiamo le scorie di acciaieria e costruiamo un mix design 100% costituito da scarti industriali. A questo punto ci sono dei vantaggi completamente diversi. I volumi, anche se contratti del mercato di oggi, comunque vengono rimpiazzati da delle miscele che interamente vanno a sostituire l'inerte vergine. Quindi comunque ci sono dei margini economici per operare, e soprattutto si riescono ad annullare le criticità che questi materiali hanno, nel senso che se sono materiali di scarto è perché comunque hanno dei limiti tecnologici. Allora, unendo magari quella che è la positività di una scoria di acciaieria, che può essere la robustezza, con la leggerezza magari di una scoria da refrattario, io ottengo una miscela magari costituita da queste due cose e che diventa estremamente più facile utilizzare all'interno di una miscela, che sia conglomerato bituminoso o nella fornace, in ceramica, insomma dipende poi dove si vuole applicare il progetto. Ecco, quindi è un po' questo il concetto, quindi ristudiare da zero una formulazione interamente costituita da materiali di recupero. Ma tutto si può riciclare, tutto si può riutilizzare come materiale di recupero? Ma allora, tutto è un parolone, però diciamo tantissimo sì. Dottoressa Ratta, come si pone la Regione sul tema di oggi, gli inerti e naturalmente il recupero dei materiali? Allora, il recupero dei materiali inerti è un tema molto importante su cui anche le politiche europee puntano con sempre più insistenza. La Regione, attraverso il piano regionale di gestione dei rifiuti, che è in fase di approvazione, mira a migliorare il recupero di questi materiali infatti è stato effettuato una indagine a livello regionale l'anno scorso proprio per approfondire la conoscenza sulla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, per capire anche quali sono i prodotti che vengono ricavati e quali sono gli usi. L'incontro di oggi vorrebbe essere per noi anche un'occasione per incontrare i diversi portatori di interesse e per valutare insieme a loro quali sono le iniziative più idonee da intraprendere per promuovere la valorizzazione dei materiali inerti ricavati dalla recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione. Dall'indagine che lei citava, cosa è emerso in Regione?
Allora, in Regione è emerso che nonostante la crisi del settore dell'edilizia ancora vengono prodotti rilevanti quantitativi di rifiuti da costruzione e demolizione, e che però la criticità maggiore è proprio la possibilità poi di utilizzare i prodotti di recupero. L'altro elemento fondamentale è quello che in generale questi materiali di recupero vengono utilizzati soprattutto per usi poco nobili, perché la qualità è piuttosto scadente. Invece quello che vorremmo fare è cercare di promuovere una gestione dei rifiuti a monte, diciamo, quindi già nelle fasi di demolizione, per poi riuscire ad ottenere dei prodotti che abbiano dei requisiti qualitativi più elevati e che possono essere impiegati anche in altri usi.